Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è valido il segnale, si avvantaggia subito Tommy, veloce come sempre fra i nastri. All'esterno cerca di presentarsi Astecca Dimar per prima, ma vediamo, sì, è Astecca Dimar che va a presentarsi su Tommy, che lascia sfilare Astecca. All'esterno c'è anche Vaimo Blessed che a sua volta si presenta una volta che Astecca Dimar è sfilata. Vaimo Blessed va deciso su Astecca Dimar che non si oppone, quindi nuovo leader Vaimo Blessed in 400 metri. BP dell'Annunziata in vantaggio, 34 con partenza da fermo. Seconda posizione per Astecca Dimar. Poi in terza c'è Tommy che precede Zitrunas. Ancora Bacigalupo Font, via via gli altri. Intanto 46 netto per i primi 600 metri di gara, metà della retta delle scuderie, con leader sempre Vaimo Blessed su Astecca Dimar. Vaimo Blessed completa gli 800 iniziali in 1-1 e 3. Astecca Dimar in scia, poi Tommy, ancora Bacigalupo Font, nessuno dalle retrovie si fa luce finché non muove Zico, che dopo aver recuperato la penalità cerca di avvicinare i primi. Zico e Edoardo Baldi che dopo la terza ruota ora sono scoperti all'esterno in seconda, e la scia di Zico è presa prontamente da Bacigalupo Font. Intanto un giro alla conclusione, all'esterno c'è anche Zax Zumer, ma Vaimo Blessed continua a guidare a buona andatura, ora un 14,7 davanti alle tribune. Seconda posizione sempre per Astecca Dimar. Zico cerca di migliorare ulteriormente all'esterno. 600 alla conclusione, Vaimo Blessed in vantaggio. Astecca Dimar in seconda posizione, poi Tommy. Zico che si impegna per corsie esterne, trascinandosi Bacigalupo Font, quindi Zax Zumer, cavalli a 400 dalla conclusione. Zico non sembra più essere competitivo e così c'è il tentativo di Bacigalupo Font in terza ruota, poi quello di Zax Zumer che ne segue le mosse, ma è buono ancora il vantaggio di Vaimo Blessed dall'ingresso in addirittura d'arrivo. Astecca Dimar in scia, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, entra in vantaggio Vaimo Blessed, inseguito da Astecca Dimar. Vaimo Blessed in netta evidenza nel finale. Vaimo Blessed nelle battute conclusive controlla il bel serrate di Zax Zumer, che può essere soltanto secondo, mentre al terzo Astecca Dimar precede Bacigalupo Font. 1,15,7 il ragguaglio conclusivo. Il ritorno alla vittoria per Vaimo Blessed dopo lungo periodo di assenza dal successo, dal gradino più alto del podio. VP dell'Annunziata sfonda dopo 400 metri e vince bene per il training di Battista Congiu. E del signor Giancarlo Miotto. Andiamo a vedere per gli altri piazzamenti. Dunque i 10 punti vanno a BP dell'Annunziata, il secondo posto di Zax Zumer per Giorgio D'Alessandro, che ne guadagna dunque 5. Al terzo posto Astecca Dimar per Simone Mollo. Poi dovrebbe essere Bacigalupo Font con Antonio Greppi e quindi da Grani Dipa con Giampaolo Minnucci, ma ovviamente questo è ancora a livello ufficioso. Quel che conta è il successo per BP dell'Annunziata e Vaimo Blessed.